in onda Potere al Popolo. Ma è chiaro che ci siamo. Ancora il buongiorno, buon mattino, le 11 in punto. La voce di Sammy Varin, Potere al Popolo in versione short. Alle 11.30 avremo il regionale con il collegamento con la Lega Liguria. La notizia più importante, almeno che può interessare noi delle ultime ore, riguarda il terzo mandato e tutti i siti si sono aggiornati proprio negli ultimi minuti. Terzo mandato, l'emendamento della Lega non passa al Senato come previsto, d'altronde non è passato in commissione. 5 voti a favore, oltre alla Lega anche i V e il rappresentante delle autonomie, 15 contrari. Per il centrodestra, scrive Repubblica, non è un grandissimo spettacolo perché la votazione rende plastico uno scontro che va avanti da mesi sullo stop ai terzi mandati dei presidenti di regione. Il Carroccio, nel tentativo di salvare in extremis Luca Zaia, ha quindi provato la carta di questo emendamento. Su Forza Italia, sia Forza Italia che Fratelli d'Italia avevano annunciato con ragioni diverse il no, si è andati quindi alla conta ed ecco il risultato. Naturalmente la questione riguarda la presidenza di Luca Zaia in Veneto, ma anche in futuro quella di Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia. Torneremo sull'argomento, ma adesso ci colleghiamo con Stefania Pucciarelli. Qui Parlamento. Grazie per essere con noi. Buongiorno senatrice. Buongiorno, io vi parlo dall'aula. Eccola lì, e si sente, belli svegli come al solito e si cerca di portare avanti una buona politica. A proposito di buona politica, commentiamo quello che è successo questa settimana. Questa settimana sei intervenuta in aula sulle dichiarazioni della Premier facendo interessanti annotazioni. In particolare ti sei riferito a chi continua ad aizzare gli animi e non mancano mai questi. È vero, Stefania? Ma direi di sì. Allora, passiamo da quelli che aizzano gli animi ai pacifinti, che sono quelli che sono andati a manifestare all'AIA. Forse hanno scambiato l'AIA come quella fabbrica di produzione di cibo umano. Diventano a volte anche ridicoli, anche perché in modo particolare i 5 Stelle hanno aumentato quello che erano gli investimenti in ambito difesa, avendo a suo tempo anche un ministro della difesa. Quando erano in maggioranza e magicamente quando sono all'opposizione sono contro le armi. Tra l'altro io sono in commissione difesa, lo sono stata la scorsa legislatura, poi vabbè il periodo come sottosegretario alla difesa, nuovamente nell'attuale legislatura sono membro della commissione affari esteri e difesa. Non ho mai sentito un componente della commissione affari esteri e difesa dei 5 Stelle obiettare su quelle che erano su quella che era la rappresentazione dello stato delle cose rappresentato dai vari capi di Stato Maggiore su quello che è la situazione reale delle nostre forze armate, con una criticità enorme per quanto riguarda il numero dei militari che hanno difficoltà a far fronte a tutte le missioni e la situazione proprio relativa ai magazzini e al loro ripianamento scorte dovuto anche a quello che era una obsolescenza di alcuni armamenti in dotazione e poi quelli che sono stati inviati in Ucraina. Ecco, non ho mai sentito sostenere di fronte ai capi di Stato Maggiore che gli investimenti nella difesa non erano più necessari, che si dovevano convertire le industrie in qualcos'altro. Però quando siamo in aula, l'aula diventa uno show e, come ho detto in aula, Gaza per molti è un palcoscenico, anche perché se non fosse un palcoscenico quello che era il contenuto della risoluzione di maggioranza con impegni ben precisi da portare in sede europea non c'era motivo perché di fatto non fosse votata anche dall'opposizione. In realtà non solo non l'hanno votato, ma non si sono neanche astenuti, hanno proprio votato contro. Quindi utilizzano Gaza per far presa sull'elettore, sul loro elettorato, creando un clima di odio, perché vi posso
garantire che il tema legato a Gaza, il tema legato a Israele sta spaccando la nazione e passa in secondo ordine rispetto a quello che è stato l'attacco all'Iran. Che cosa rappresenta l'Iran? Quello che in Iran avviene con l'uccisione dei dissidenti, l'uccisione delle donne, delle ragazze perché non indossano il velo. Questo è l'Iran, e l'attacco che è stato fatto all'Iran è stato fatto alle basi che stavano producendo il necessario per arrivare alla bomba atomica. Quindi oggi si sta attraverso una bruttissima campagna elettorale in atto da parte dell'opposizione, che di fatto non ha altri argomenti, speculando sulla pelle di poveri disgraziati quali che è la popolazione civile palestinese, che nessuno si sogna di non condannare quello che sta avvenendo là, perché non è accettabile vedere morire bambini sia sotto bombardamenti che perché di fatto sono privati del cibo. Ma di fatto non si può neanche far finta di nulla nel non criticare quello che è chi li usa come scudi umani, Hamas. Non si può neanche dimenticare quello che è successo il 7 di ottobre, cosa che invece io, ripeto, in aula non ho mai sentito riportare dai colleghi dell'opposizione, perché la critica ad Hamas e l'invito al rilascio degli ostaggi, vivi o morti che siano, non è mai arrivata dall'opposizione. Ecco, questo è secondo me un modo ipocrita di far politica, ed è un modo anche molto pericoloso, perché gli animi sono molto accesi e quindi si getta benzina sul fuoco. E io ringrazio davvero la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli per queste annotazioni. Buon lavoro Stefania, alla prossima. Grazie, buona giornata, a presto. Qui Parlamento. Quanti tradimenti che non ho saputo mai, ora me li elenchi. Hai deciso, te ne vai. Non l'avrei creduto se non lo dicevi tu. E ora che lo sento dire, mi sorprendi sempre più. Ora che ho capito che razza di uomo sei, voglio divertirmi anch'io per il desiderio mio. Solo amore fisico, sentimenti non ne ho più, e braccia che mi stringono, abolire gli I love you. Vai con lei, hai scelto adesso, vai con lei. A questo punto tu non ripensarci più. Ti odio perciò vai con lei, per me tu non esisti più. Se penso al tempo che ho perso insieme a te, aspettandoti. Finalmente sola, faccio quello che mi va, come una farfalla ho la mia libertà. Notti interminabili, desideri alla follia, non ho più ricordi, ora sono solo mia. Vai con lei, hai scelto adesso, vai con lei. A questo punto tu non ripensarci più. Ti odio perciò vai con lei, per me tu non esisti più. Se penso al tempo che ho perso insieme a te, aspettandoti.
penso al tempo che ho perso insieme a te, aspettandoti. Un tempo c'era Marco Masini che cantava Vai con lui e adesso c'è Cinzia Lombardi dalla Spezia, Vai con lei. Diplomata in pianoforte, è stata la corista del grande cantautore genovese Sandro Giacobbe, che salutiamo. Qui però si avvale di Gino Borrelli, altro storico musicista. Borrelli ha scritto e prodotto questo pezzo, grande Borrelli, Vai con lei, che ci porta al Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Eh sì, c'è Simone in regia che devo scoprire, ma ti lavi comunque, ti lavi normalmente? Come fai a essere sempre così nero, così abbronzato? Boh, sono quei misteri, ragazzi. Qui siamo tutti formaggelle nella redazione di Radio Libertà, tranne Simone che è tutto abbronzato, nero, proprio affumicato. Come va? Come va? Va male, siamo arrabbiati, è logico. E tu dici, sì, cosa vorresti fare? A Radio Libertà siete sempre arrabbiati. Perché? Perché diciamo la verità, è vero, siamo anche Radio Verità. Terzo mandato, bocciato l'emendamento della Lega in commissione al Senato. Era l'ultima possibilità. Il voto in commissione affari costituzionali è andato male. 15 contrari, 5 favorevoli, 2 gli astenuti. Forza Italia è arrabbiata perché l'abbiamo sorpassata nei sondaggi. È arrabbiata. Che ci volete fare? Amen pace. Zaia che farà? Ce lo chiediamo tutti quanti, ma soprattutto l'idea di dare il Veneto al PD, sinceramente. Io apro anche le linee e i messaggi. Abbiamo un quarto d'ora, poi alle 11.30 ci colleghiamo con la Liguria. 0292947222, chi volesse entrare in onda con Sammy Varin, oppure WhatsApp al 340 67 09 659. Uscito ufficialmente il volantino di Pontida, guardalo qua, 21 settembre, la tua Pontida, liberi e forti, ore 10, 21 settembre, chiaramente una domenica, la Pontida nazionale della Lega. Cominciamo a segnarlo in calendario. Per domani invece 27 giugno segnate in calendario. Se ci seguite dalla zona di Modena, arriva il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Alle 11 di domani venerdì 27 giugno la Locatelli sarà all'inaugurazione della nuova sede Binario Zero dei Rulli Frulli in via della Stazione 2 a Finale Emilia in provincia di Modena. A Concordia sulla Secchia, Modena, ore 16, visiterà la cooperativa sociale La Bella Sfilza in via Corriera numero 3. Alessandra Locatelli domani venerdì si trova in provincia di Modena. Uella, la prima festa della Lega Valsassina, questa è nuova. Questo sabato 28 giugno, signori, si mangia e si beve a partire dalle 19 a Barzio. Che bella zona! Località Fornace, mi sentite? Sopra Lecco. Prima festa della Lega Valsassina, questo sabato 28 giugno. Mauro Piazza, sottosegretario all'autonomia in Regione Lombardia, è il primo ospite. Poi arriva Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, sempre a Barzio, questo sabato 28. Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, sempre a Barzio, località Fornace, alla prima festa della Lega Valsassina, questo sabato. C'è pure Riccardo Molinari, tutti quanti a Barzio, questo sabato 28 giugno, prima festa della Lega Valsassina, compreso di Nicola Molteni, e un po' anche la sua zona, lui arriva da Cantù, sottosegretario di Stato all'Interno. Insomma, se volete un po' di fresco, se volete vedere zone bellissime della Brianza, questo sabato 28 giugno, prima festa della Lega in Valsassina a Barzio,
sopra Lecco, località Fornace. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, Buongiorno. volevo dirti che non volevo offenderti, perché tu mi sembra che quando abbiamo parlato dei figli l'hai presa un po' sul personale. Certo, giusto? parlavi dei miei e No, quindi non sì. sì. No, ma io Forse. parlavo in generale. Ah, ok, capito? perché tu di figli non ne hai e quindi dici chi ha fatto figli, mo so cazzi, e ti capisco, ti No, capisco. no, Grazie no, cara, no, grazie, no. sei stata chiara, ma non c'è problema, sono scelte di vita. Io faccio figli perché voglio lasciare qualche cosa su questo pianeta. Io non ne faccio perché a volte è meglio non lasciare tracce, scherzo, ma è soprattutto perché il futuro di questi ragazzini è piuttosto incerto e ce ne siamo resi conto guardando il nostro di futuro. Mamma mia! L'arte della pace, su iniziativa del senatore Patrizio Giacomo La Pietra, una conferenza stampa questa sera, 26 giugno alle ore 18, presso la Sala Caduti di Nassiria in piazza Madama a Roma. Tra i relatori c'è il nostro Manuel Vescovi, cavolo, ma c'è anche il cantautore e scrittore, lo abbiamo ospitato molte volte su queste frequenze e in programmazione, mi pare domani, Igor Nogarotto. Se siete in zona, questa sera, ore 18, si parla dell'arte della pace presso la Sala Caduti di Nassiria a Roma, in piazza Madama. Gli appuntamenti da non scordare, certo, targati Lega, quelli che trovate sul sito legaonline.it, dove si può fare anche la tessera della Lega, ma vedete soprattutto quelli che sono gli appuntamenti televisivi dei leghisti. Oggi, giovedì 26 giugno, Alessandra Locatelli sarà invece a Pestum, provincia di Salerno, parteciperà al congresso nazionale dell'Associazione Nazionale Medicina Legale per la Pubblica Amministrazione, presso il Centro Congressi Ariston in via Laura. Oggi Pestum, Salerno, Alessandra Locatelli, a partire dalle ore 14. Un altro evento molto potente per questo sabato 28 giugno alle 14:30. Qui siamo ad Acireale, Sicilia. Conferenza stampa con gli europarlamentari della Lega Patrioti per l'Europa, presente anche il commissario regionale della Lega Nino Germanà insieme ai deputati nazionali e regionali del partito. In poche parole, gli europarlamentari della Lega sono questo sabato 28 giugno alle 14:30 in conferenza stampa presso Villa Isabella, Stazzo di Acireale, provincia di Catania. 4 luglio, un altro evento da segnare in calendario se siete in zona Milano. 4 luglio, ore 11. Un argomento da sempre targato Lega, qualcun altro vuole imitarci certamente, ma noi diciamo che ne sappiamo qualche cosa di più perché siamo arrivati prima a guardare questi problemi, soprattutto in una città come Milano. Basta moschee abusive, basta estremismo islamico. 4 luglio arrivano Anna Cisint e Silvia Sardone. Appuntamento alle 11 del 4 luglio in via Bassolda 21 a Milano, area parcheggio. Presidio contro gli abusi dei centri di preghiera musulmani non autorizzati e i predicatori che diffondono il fondamentalismo islamico, a sostegno anche della popolazione iraniana da decenni vittima del regime islamico degli Ayatollah. Se ne parla pochissimo in televisione, quasi niente, se non guardate Rete 4 una volta alla settimana, zero. 4 luglio, Milano, via Valsolda 21, ore 11, arrivano Anna Cisint e Silvia Sardone. Appuntamenti da non scordare targati Lega, certamente il punto Lega a Milano, ogni lunedì alle ore 21 ci si trova nella sezione della Lega di via Esterle 29, angolo via Padova, ma poi le feste della Lega nella Bergamasca. Abbiamo parlato di Pontida,
lanciata per domenica 21 settembre. Chiaramente ogni sezione in Italia sta cominciando a organizzarsi con i pullman e ovunque mi ascoltiate potete contattare la sezione della Lega a voi più vicina e chiedere: c'è un pullman per Pontida per il 21 di settembre? C'è sicuramente, lo potete già prenotare da adesso, ma ci sono poi le feste locali della Lega che si trovano ogni anno soprattutto in questa zona nella provincia di Bergamo, e proprio a Pontida c'è la festa locale di luglio. Dal 17 al 20 luglio la festa della Lega di Pontida è in piazza Terra de Bergame e anche qui certamente si mangia, si beve alla grande e soprattutto è un bell'argomento per passare qualche giorno parlando di buona politica. Sempre in provincia di Bergamo, festa della Lega anche dal 22 al 31 agosto a Bolgare, Parco Nochetto, e il 23 agosto ad Algua, centro sportivo di Rigosa. Festa della Lega anche a Verdello dal 21 a 25 agosto in via Andrioletti. Poi naturalmente a Palazzago, quando arriva l'autunno, in via Annunciata la festa della Lega è dal 30 ottobre al 2 novembre. Queste le feste orobiche per gli amici della provincia di Bergamo, sempre attivissimi. Sbircio, fammi vedere un po', perché sono sempre roba, c'è sempre roba buona, ragazzi, e sul sito legaonline.it, ma naturalmente anche sbirciando sulle pagine di Matteo Salvini e di Lega Official, la trovate sia su Facebook che anche su Instagram. La Lombard Fest arriva dal 18 al 20 luglio a Imbersago, qui siamo in Brianza, area fest, via Resegone. 28ª festa della Brianza Lecchese a Imbersago dal 18 al 20 luglio, si pranza domenica 20 luglio, la cucina tipica lombarda, gli interventi della popolazione leghista e soprattutto degli esponenti politici della Lega, da Matteo Salvini a, ho sentito anche la ministra Locatelli, arriva pure lei. Ci siamo? C'è tutto? Dovremmo esserci. Ho fatto bene il riassunto, non lo so, rimane sempre fuori qualcosa. E qui c'è Vannacci, signor. Quando? Dove? Come? Oggi, giovedì 26 giugno, incontro a Foggia con l'onorevole generale Roberto Vannacci presso l'altro cinema Cicolella in via Duomo 11, zona Cattedrale a Foggia. Se avete parenti o amici in zona, ragazzi, whatsappino, gli chiedete: oh, non vai a vedere Vannacci? Questa mattina, scusate, è in corso proprio adesso, sono ubriaco. L'incontro a Foggia con l'onorevole Roberto Vannacci è in corso proprio adesso a Foggia, l'altro cinema Cicolella, via Duomo 11. Chiaramente, signori, se avete parenti e amici, diteli, vallo a sentire e salutalo da parte nostra. Intervengono anche il consigliere regionale della Lega Joseph Splendido, l'onorevole Rossano Sasso e il senatore Roberto Marti, segretario regionale della Lega. Interessante, li beccate tutti quanti in questi minuti in quel di Foggia. Dicevo, sì, ce l'abbiamo fatta e ho richieste per l'imam. Com'è possibile? Ma cosa ve lo sognate di notte? L'ho fatto sentire prima, lo volete ancora? L'imam di Bologna. Ma cosa abbiamo? Ascoltatori islamici? Ma non c'è più religione, nel vero senso della parola. Va bene. Dai, abbiamo in linea l'imam di Bologna. Cosa ha da dire? Pronto? L'Islam raggiunge tutti i posti del mondo, sì, dove arriva la luce, dove arriva il buio, adora il tuo Signore finché ti arriva la certezza. Il yaqin,
la morte. Noi dobbiamo farle ricordare a queste persone che arriverà la morte. L'Islam arriverà in tutte le case. L'annuncio via social è di Omar Mamdouh, nuovo imam della moschea Iqra a Bologna e star di TikTok con la pagina Il Vero Islam. Subentrato dopo l'espulsione per motivi di sicurezza nazionale di Zulfikar Khan, Mamdouh minaccia un'espansione inarrestabile della religione musulmana. Prediche seguite da oltre 20.000 follower, dure critiche su Natale, integrazione, altre religioni e sulle donne. Quando cammini per strada, si vedono le tue cosce? Sì, il musulmano, l'aura, i parti intimi che si deve coprire tra il ginocchio e l'ombelico. Lo stai facendo? Mamdouh apre sui social ma sbatte la porta in faccia alle nostre telecamere. Né lui né nessun altro frequentatore della moschea vogliono commentare. Il velo, dice su TikTok, volete toglierlo? Andiamo nelle chiese, anche le suore indossano il velo. Mamdouh va espulso senza se e senza male. Le sue farneticanti prediche sono una minaccia concreta, incompatibile con i nostri valori. Garantire la libertà religiosa non è via libera a criminalizzare i nostri costumi, la libertà delle nostre donne è lo sfregio dissacrante della cristianità. Un caso che riaccende il dibattito anche politico su predicazione, sicurezza e social. Siamo impegnati per la tutela non soltanto del nostro paese, per la non applicazione della Sharia, ma anche per la tutela delle donne, a cui vogliamo che nei luoghi pubblici sia tolto il velo integrale. Andem ben si dice a Milano, anche se qui siamo a Bologna. Questo era il nuovo imam di Bologna. Quello vecchio è stato espulso mesi fa, è arrivato quello nuovo che è ripartito da dove era rimasto quello vecchio, minacciando molti cittadini, tra cui anche molti leghisti, anche il nostro Alessandro Morelli. La settimana prossima, se lo abbiamo ospite, ne parleremo. Buongiorno Sammy, per il terzo mandato io non ho mai visto un'azienda che licenzia un manager che la fa progredire. Vedremo, chi vivrà vedrà. Lo so Mary, d'altronde te l'ho detto, la politica è una roba brutta in questi casi. Adesso Fratelli d'Italia è in pieno spolvero e quindi vuole comandare lei, anche se non ha spesso e volentieri i personaggi giusti, quelli di caratura politica, ma perdonami, anche e soprattutto quelli con esperienza. Forza Italia al dente avvelenato, è inutile che dici di sì, dice pure di sì Simone. Sei d'accordo con me? Bene, mi fa piacere. Forza Italia al dente avvelenato con la Lega, perché l'abbiamo sorpassata nei voti, ma perché soprattutto non abbiamo strizzato l'occhiolino al PD come fa Forza Italia sulla cittadinanza italiana. La diamo un po' più in fretta a questi poveri immigrati, certo, e quindi è arrabbiata con noi. E voilà, e il terzo mandato non è arrivato. C'è un messaggio audio, ancora l'imam, fammi sentire cosa dice l'imam. Grande Sammy. Ah no, meno male. Al mattino sentirti come tornare a casa dopo 20 anni di guerra. A casa! Ta saluti, un saluto ai radioascoltatori dello Stefano del Brembo. Grazie. E a Matteo, nostro, che dice una roba. Mola mia los. Fammi un passo in tre, mia capeme, Sammy Varin. Ti capisco. Caro Stefano. Si chiamava una volta lo sveglione che fa drin drin. No, sono ancora. Questo è l'effetto della rassegna stampa di Sammy Varin sugli ascoltatori, ma io vi ringrazio per il bellissimo affetto che mi regalate ogni giorno e che mi avete regalato durante la mia assenza. Veramente cose che uno non ti aspetti. L'ideologia woke me lo permette. All'imam pedate nel culo, Erminio, attenzione, che questi imam poi vogliono i soldi, se non gli dai il 5 per 1000 ti querelano, così te ne prendono ancora di più. Mamma mia, sta roba che diamo il 5 per 1000, ma è davvero, alle moschee, sono associazioni culturali, fanno della beneficenza. Me ne vado, d'accordo, me ne vado. Tra pochissimo il collegamento con la Lega Liguria, grazie naturalmente a Simone che sta gioiendo della mia partenza, non capisco la motivazione, tranquilli comunque, è una minaccia. Ci risentiamo domattina alle 7:30. Avete ascoltato